Mai prima d'ora la Chiesa era intervenuta in maniera così netta nell'iter di approvazione di una legge italiana, lo ha fatto nei giorni scorsi sul disegno di legge Zan dal nome del deputato padovano promotore contro l'omotransfobia, fermo all'esame della Commissione Giustizia del Senato. La notizia è trapelata da fonti giornalistiche, poi è stata confermata in giornata dal Vaticano. Apriti cielo fuori di metafora con lo scontro politico che a questo punto rischia di diventare culturale e religioso. L'atto della Segreteria di Stato, si apprende, è stato consegnato informalmente all'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede il 17 giugno scorso. Il DDL violerebbe il concordato tra Stato e Chiesa Cattolica rivisto negli anni '80, andando a comprimere la libertà della Chiesa, libertà di pensiero e di parola. Questa è la posizione del Ministero degli Esteri di Papa Francesco, che balcanizza il dibattito politico. Di ingerenza estera su un Parlamento sovrano parla il padovano Zan sui social, che pure apre al confronto e si dice pronto a fugare ogni dubbio. Sostegno al suo DDL arriva dal segretario Enrico Letta, esulta invece la Lega con il leader Matteo Salvini. Stamattina leggo che la Chiesa ha detto che il DDL Zan va contro i principi, va contro gli accordi, va contro il diritto. L'abbiamo detto per mesi, ci hanno dato degli omofobi, dei retrogradi. Pronte a mobilitarsi attorno a Zan e le associazioni LGBT come l'Arcigay di Padova. Da qui del resto è partita la battaglia dello stesso Zan quando primo in Italia fece approvare, ancora consigliere comunale, i registri per le coppie di fatto a inizio 2000. Per noi la questione è semplice: la legge Zan è una legge necessaria a questo paese, è una legge necessaria a chi vive in questo paese e soprattutto è una legge che non può essere contrastata e in qualche misura ostacolata da stati esteri che si permettono ingerenze indebite. Se la Chiesa ha qualche problema verso la lotta all'omofobia, verso la lotta all'intolleranza e verso la giustizia sociale, il problema non è della legge Zan, ma è della Chiesa Cattolica, che dovrebbe forse ripensare ai propri principi e alle proprie priorità.